Territorio e sicurezza idrogeologica, ecco la nuova squadra della bonifica veneta. I consorzi di bonifica del Veneto hanno nominato il nuovo team di presidenti chiamati a governare le problematiche del territorio per i prossimi 5 anni e fare fronte comune contro le difficoltà che affliggono oggi la bonifica nella nostra regione. Stiamo lavorando, stiamo mettendo in sicurezza un territorio di cui le competenze sono dello Stato, della Regione, per cui riceviamo in concessione delle opere, riceviamo in concessione dei progetti e li facciamo questi progetti in concessione per gli altri e quindi avanziamo, poi paghiamo le ditte perché noi li paghiamo tutti a 30-60 giorni tranne questi ultimi giorni che abbiamo grossissime difficoltà e quindi poi avanziamo i soldi dalle varie strutture, dallo Stato, dalla Regione e quindi questo è un po' il problema che noi oggi abbiamo. Con 180 cantieri aperti e 237 milioni di investimenti negli ultimi 5 anni, la bonifica in Veneto rappresenta uno strumento fondamentale per garantire la sicurezza di un territorio che per un terzo si trova al di sotto della superficie del mare. Un lavoro che oggi più che mai ha bisogno del reperimento di nuove risorse. Noi guardiamo anche a risorse di fondi europei, di quella che è la possibilità di investire in un territorio, ma soprattutto anche di chiedere allo Stato la possibilità di togliere questi investimenti dal patto di stabilità. Noi possiamo pensare che, come hanno fatto finora, e su questo ringrazio i consorzi, siano loro cassa, facciano loro l'impegno di spesa rispetto all'incapacità appunto del pubblico di pagare i debiti nei confronti delle imprese. Con il progetto Italia Sicura, tuttavia, il governo ha riconosciuto ai consorzi di bonifica un ruolo fondamentale nella prevenzione del dissesto idrogeologico. L'Erasmus Dante è stato definito il consorzio di bonifica il braccio operativo di Italia Sicura. Questo è un riconoscimento importante che abbiamo avuto, un riconoscimento che è stato dettato dal fatto che i consorzi di bonifica nel tempo sono riusciti a dare quelle risposte che altri enti non sono riusciti a dare. Siamo riusciti a dare perché abbiamo accettato la sfida della modernità, la sfida dell'innovazione, la sfida dell'efficienza e dell'efficacia. Prevenzione che Unione Veneta Bonifica è pronta ad assicurare nel futuro attraverso un articolato programma di opere che attendono risorse per essere realizzate. Il Veneto, nella grande progettualità italiana, rappresenta il 21% del totale risorse. Sono 1 miliardo e 700 milioni di euro per 684 progetti circa. Dentro qua abbiamo oltre 50 cantieri pronti. Abbiamo 230 opere che sono in fase preliminare, quindi abbiamo una progettualità pronta a risorse assegnate. I consorzi sono pronti a governare il futuro idraulico del territorio del Veneto.